Il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, si è recato oggi a Niscemi per un sopralluogo al centro operativo comunale Koch. La visita mirata a gestire l'emergenza frana che ha causato oltre 1500 sfollati e la distruzione di diverse abitazioni. Insieme al presidente regionale Renato Schifani, Ciciliano ha dichiarato che al momento non è ferma la frana, quindi man mano il fronte frana entra dentro la città e diventa sempre più importante aumentare il numero degli evacuati, che conferma il numero di sfollati già comunicato dal sindaco oggi. Primo sopralluogo in elicottero con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, il professore Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile e che tutti quanti voi avete documentato, ma in realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Zero. Significa fondamentalmente che l'impatto è un impatto particolarmente complesso. Bisogna essere onesti, ci sono delle case prospicienti sul coronamento della frana che ovviamente non potranno essere più popolate, quindi è necessario ragionare insieme al sindaco in una delocalizzazione definitiva di queste famiglie. C'è ovviamente una fascia di sicurezza che deve essere analizzata, qualsiasi altra considerazione è assolutamente prematura, perché ovviamente è necessario che l'acqua defluisca, perché è ancora presente nel sottosuolo. Una volta che l'acqua è defluita e quindi la parte che sta scendendo si sarà in qualche maniera fermata o rallentata, potrà essere fatta una valutazione più accurata su quelle che poi sono le zone di sicurezza. Un dato è certo, la frana è assolutamente ancora attiva. Io stesso l'ho documentata col mio telefono mentre facevo il sopralluogo, quindi è chiaro a tutti che la situazione è veramente molto complicata. Lei dice definitiva perché crolleranno le case che stanno sul ciglio? Allora, non so se crolleranno oppure no, ma è chiaro che se una casa è sul ciglio non potrà essere abitata. È quello che va comunicato. E chiedo a voi, gli operatori dell'informazione, di comunicarlo in maniera seria, ma siete tutti seri. La casa che è sul ciglio e che sembra integra è una casa che non potrà mai essere abitata, neanche potrà essere raggiunta dai vigili del fuoco per togliere quelli che sono i beni di queste case. Io voglio che sia chiaro, perché altrimenti infondiamo false aspettative che non è il caso di dare ai cittadini di Niscemi, che hanno rispetto, sono dignitosi, e quindi bisogna trattarli con rispetto e con dignità. Si poteva costruire? Grazie. È la pioggia o il torrente Grazie. che ha provocato? Stiamo facendo la valutazione, vi ringrazio, grazie a tutti. Abbiamo parlato di quanto... Faccio una riunione e poi dopo ci ritorniamo. Grazie. Di quanti chilometri? Siamo ancora Ma sa, 4 km e 2, 3 km e 8, non cambia molto la cosa. Grazie. Basta. Grazie a lei. Grazie.